A Torino, nel giardino di via San Marino, la lapide dedicata a Tina Anselmi è stata imbrattata con una svastica, un gesto che offende la memoria di una persona che fu la prima donna primo ministro della storia della Repubblica Italiana, la quale ha collaborato per far partire il Servizio Sanitario Nazionale e che lottò per le politiche sul lavoro e sulla parità salariale, così commenta il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, augurandosi che i responsabili dell'infame gesto vengano individuati e puniti. Tina Anselmi nacque e morì a Castelfranco Veneto.